Perché non si vede? Dio mo. Fino alla fine sono delle ragazze. Questa è quella di prima. Adesso sta andando, non mi dà. Io lo dico così una cosa. Sono tornato in diretta? Hai visto il... Sì, ma non si vede. Sì, la di là l'abbiamo vista, ma dovrebbe esserci una di adesso. Ok. È quella di prima allora? No. Sì. No, adesso abbiamo appena visto, funzionava. No, vedi che adesso sono loro di Sì. Però dico è quella di prima. È l'indirizzo. L'indirizzo di prima dico. Ok. È un'altra registrazione, perché forse il video è diverso. Siamo tornati? Dovrebbe. Allora, siamo tornati in diretta, piccoli problemi tecnici, tutto risolto sembra. Secondo set, Valsugana 6, 4 che ne Padova. Forza ragazzi. Io do a Fabio se è tutto... Provo a sentire. Valsugana in servizio. Occhio ragazzi, la ricezione. Sì. La palla esce, punto che ne Padova. Tutto a posto amico Fabio. 6-5. Piccoli problemi tecnici ma risolti da papà Nicola. Ok, torniamo al servizio, Matteo Ruggero. Grande battuta. Pallonetto vincente Valsugana. Punto numero 7, Valsugana per la squadra di casa. Questa è Coppa Veneto 2025. Vediamo a casa se si vede, se c'è la diretta. Speriamo di sì. Si gioca ancora. Quella. Pallonetto, copertura, grande difesa ancora, palla non scende. Punto numero 8, ma bravi ragazzi. Palla al ticchiero tutto esaurito questa sera. Pochi posti ancora disponibili, vi aspettiamo. Non c'è inganno, punto tiene Padova e andiamo. Salutiamo anche tutti i nonni che ci seguono da casa. Grazie di esistere. 8-6. Vai amico Fabio, ci sei amico Fabio? Batte Pescaro. Vai Elia. Palla esce. Fuori. Punto Valsugana. Nove 6.
Dovresti occuparvi anche di... 10-6. No, perdonatemi, mi sono distratto un attimo. Valsugana ancora il servizio, col numero 3. E c'è la battuta, punto piede Padova, forza ragazzi, come dice amico Siamo lì, Claudio, siamo lì. siamo Siamo lì lì. amico Fabio. Siamo lì. Non si molla mai, DNA bianconero. E andiamo, vai Kevin, dai 9 metri. Muro di Zaramella! Era anche da solo, murato! Si può chiamare Monster Block. Questo block è perfetto! Amico Fabio, Questo è un perfetto Monster Block. Monster block. Muro una mano quasi. Da solo anche. E andiamo. Bravo! Grande difesa ancora. Di Ruggero. Grande difesa ancora del piede Padova. Mette le mani nel muro e fa sponda. B, palla è fuori, B52. Matteo Ruggero. Grande Matteo. Perdonatemi, aggiorno anche. Grande amico Fabio. Il punteggio 10-9, siamo lì. Forza ragazzi. Forza ragazzi, testa Forza, ancora, ragazzi. grinta, determinazione. Ancora in battuta Kelvin. Sebastian Ferrero. Aggiorno immediatamente il punteggio, 10 pari. Mette la mano. E andiamo ragazzi. Vai Kevin. Si completa! E siamo in vantaggio. Mamma amico mia, Fabio. aggiorniamo. Ci sei amico Fabio? Cosa sì. succede amico? Valsugana chiede il time out, che succede? Time out chiesto dal coach del Valsugana. Secondo set. Tiene Padova che mette il musetto avanti. Eh sì, anche la freccia ha messo e siamo E che avanti. freccia? Sì. Salutiamo tutti quelli che ci seguono da casa. Sì, che non riusciamo Grazie. a salutare perché non Un po' di riusciamo a problemi vedere. tecnici. Esatto, però Siamo tornati in diretta, speriamo. sì. Sì, abbiamo messo la freccia e abbiamo messo il muso davanti. Grazie a tutti ancora. Bene, con i nostri muri. Certo. I muri, E andiamo. i muri psicologicamente indeboliscono, Fabio se ne intende di pallavolo. No, va bene, dai. E ancora in battuta Kelvin. Vai Kevin. Vai, bel servizio di battute. Diciamo che anche abbiamo difeso anche bene. E andiamo. Via. Attenzione, attenzione. Peccato. Punto alla recuperata. Ancora Valsugana e siamo 11 in pari, perfetta 11 pari. parità. 11 pari. Va bene. Forza ragazzi. Ricezione ben recuperata. Grande ancora. Grande difesa ancora. Di Pescaro. Grande difesa ancora che ne Padova. Punto Valsugana. Punto per il Valsugana, amico Fabio. Ah sì, scusa. Sì. Vai, recupero. Dammi. Grande attacco, ma... E ancora Si era accorto che era ancora a terra l'opposto del Valsugana
e per noi è andata bene così. Grazie, Per noi è grazie. andata bene così. Non si molla mai, come dice amico Claudio. On fire. Ah, 12 pari. E andiamo, vai amico Fabio. Vai Luca. Dai 9 metri. E andiamo. Fa correre il palleggiatore. Vai, vai. Peccato. Ora un punto Valsugana. 13-12. Punto di vantaggio per la squadra di casa. Siamo lì, mettono il muso loro. E andiamo, mettono il muso andiamo. voi. Forza. Iniezione di pesce. Primo tempo. Bel punto. Siamo in perfetta parità. Aggiorniamo. Non si molla mai. Vai Tommaso, dai 9 metri. Tommaso Zaramella. Salutiamo ancora la principessa. Ciao principessa. Attenzione. Ancora una copertura. Fuori. Esce di poco l'attacco. Comunque avevamo difeso. Avevamo difeso la Forza palla. ragazzi, Bene. testa, cuore e grinta e determinazione. Pallonetto difeso. Aia, pesce. Vai. Errore di sezione. Occhio esami. 14-13. Quindi c'è 13. Ah, quindi Doppio vantaggio. vai. Attenzione all'attacco a difesa. Vai Grande Bredi. ancora, grande attacco ancora, vai Sugana. Comunque grande impegno dei nostri ragazzi il recupero su tutte le palle. Questo è Punto numero 16. questo è lo spirito che devono E mettere andiamo i ragazzi, testa, Sì. cuore e grinta e determinazione. Su tutte le palle corrono dietro. Bravi. Dai. Non ci inganno, È la seconda volta che prova a cercare le mani del muro, ma non le trova, ma non le trova. Non le trova. Via, 14. Forza ragazzi. È la seconda volta che Vai si Sebastian. prova. Sebastian Federo al servizio. È sulla luna. Esce di poco la battuta. Punto Valsugana. Grande muro Valsugana. 4 punti di vantaggio per la squadra di casa. Peccato, eravamo lì. Forza ragazzi, non si molla mai. Occhio alla ricezione, occhio Gianni. Parallela di Ruggero. Da posto 2 B 52. c'è. Evviva. Saluto amico Morris, amico Robert. Saluti, saluti ragazzi. Andiamo al servizio. Ruggero. Il nastro c'è io.
aiuta, vero amico Fabio, ci ha aiutato, va bene, c'è anche il Ci vuole nastro. sempre un amico. C'è anche il nastro. Come ne dice una canzone. Ci vorrebbe un amico. Eh sì, Cocciante. Riccardo Cocciante. Vai Fabio. Vai Matteo dai 9 metri. Bella battuta, ricezione. Attenzione, peccato, Trova le mani del muro, punto Valsugana. Forza ragazzi, non si molla mai. 19-16. Dai ragazzi. Cos'è? C'è una battuta al salto. Battuta flotta, scusate. E veloce! Era 1-7 perché il centrale si è spostato lateralmente per eludere il muro avversario. Questo tecnicamente si chiama 1-7. Per fortuna che ci sei, Bravi, amico bravi Fabio. ragazzi, bene. Grazie amico Fabio. Bene, bella intesa, bella C'è un intesa. cambio, c'è un cambio. Entra Luca Righetti. Vai Luca. esce Elia Tescaro. Vai Luca. Aggiorniamo il punteggio. 17, scusate. Luca dai 9 metri. Tiene Padova. Al servizio. Attenzione, Grande difesa ancora. Vai. Muro. Ancora una bella difesa. di Righetti. Ancora. Non c'è tocca a muro. Punto Valsugana. Va bene, comunque, Va bene, andiamo. Va bene. Chiedo l'aiuto da casa, anche dei nonni. 3-3-3, andiamo. Grazie Desistre. Ingezione. Via. Zaramella c'è. A posto 4. Zaramella c'è. Forza ragazzi, siamo lì, vero amico Fabio? Siamo lì, siamo lì. Vai Kevin, da vicino Melun. Vai. Attenzione. Pipe. Grande difesa, grande ragazzi. Non si molla mai. Perché l'attacco Valsugana. Non c'è tocco, vero amico Fabio? C'è inganno. Non c'è tocco, non c'è inganno, andiamo. Via, siamo lì. Vai Kevin. Ah, vai, il nostro tipo si sta Sale il scaldando. tipo qui dal ticchiero. Questo è colpo Veneto. E ancora Kelvin. Attenzione. Grande attacco. Difesa. La difesa. Punto numero 21 per la squadra di casa. Chiedo l'aiuto da casa, amico Robert, Morris. Andiamo, acqua di mare. Un momento. Fallo sbagliato. Ci sta qui. Sì, Ma non a noi però. L'aiuto da casa non è stato così incisivo. grande punto dai 9 metri per il Valsugana. 22. Time out di Coach Stellin. Coach Stellin, ricordiamo che in panchina abbiamo Davide Bottaro, secondo allenatore. Botti Botti. e Claudio Conosciuto Tolin, come Botti. dirigente, che ringraziamo. Un po' di silenzio qui dal ticchiero, un po' di pausa, vero amico Pausa, Fabio? sì. Che secondo set anche questo. Mamma mia, bello. Bello. Che difese, che attacchi. Bello. Non si molla mai. Sì, esatto. Testa, cuore, grinta e determinazione. Vedo infatti grid e determinazione da Certo, parte dei nostri ragazzi. certo. Si ritorna in campo, si ritorna in diretta. Vai amico Fabio. Via. Valsugana al servizio. Io chiedo l'aiuto da casa, è il momento. Di tutti. 3-3-3, andiamo. Punto ancora Valsugana. Questa è insidiosa. Insidiosa, svirgolata dalla nostra difesa.
Bella, E bella, c'è l'attacco, e c'è. Ah, non l'avevo visto. Tutto tiene Padova, non si molla mai. Ah, bene. Era bene, bene architettata questa pipe, ma un po' lunga. Un po' lunga. E ringraziamo. E andiamo al servizio dai 9 metri, vai Luca. Ma tutta mancina. Ancora una grande difesa. Sì, si sono trovati la palla però lì, facile. Siamo al set point, vai su Facile, facile però, va bene, dai. 4 set point a disposizione per il Valsugana, la squadra di casa. Forza ragazzi, non si molla mai. Battuto al numero 16, palleggiatore. Grande attacco Righetti! Non se l'aspettavano e invece noi abbiamo fatto il punto e lo segno anche. Punto numero 21. Bravo Luca Righetti. Vai Tommaso. Bravi. La pipe sembra una palla difficile che invece stiamo iniziando a fare spesso e bravi ragazzi. Grande difesa ancora. Grande attacco. No, toccato rete, quindi è valida. Attenzione, Muro, vai, Mura, vai, Grande difesa ancora. di pesce, bravo, Grande difesa ancora. Si tocca ancora, bravi ragazzi. Mura. Vai Righetti, vai. Attenzione, attenzione. Ah, peccato. Tutto Valsugana. Bravi ragazzi. Peccato, guarda. Chiude Bella. il secondo set ancora il Ci aveva Valsugana. fatto Ma entusiasmare che scambio. quest'ultimo punto. Bravi ragazzi. Valsugana, squadra di casa che va Sul 2-0. sul 2-0. Ma noi ci complimenti siamo ragazzi. veramente. E noi andiamo in pubblicità. Vi aspettiamo sempre al mercato, grazie.
Eccoci qui di nuovo. C'eravamo un attimo trastullati al bar noi. Andiamo in diretta qui dal Tichiero, piccola pausa caffè. Siamo pronti per il terzo set, diretta. Coppa Veneto, Valsugana, squadra di casa che ha vinto i primi 2 set, ma che partita, vero amico Fabio? Sì. Cosa ho toccato? Eccoci. Ritorniamo. Terzo set, tutto pronto. Qual era il mio questo? Il mio ancora da bere. Io pure, vai. Valsugana al servizio. Punto Valsugana. Tacco da posto 2, tacco Mancino. Ci siamo amico Fabio? Ecco qua. Passiamo sempre davanti. Ah, nessun tranquillo, problema. tranquillo. Prego, prego. Vai, ma passa davanti. Le panchine più comode. Attacco di Zaramella, Murato. Grande attacco Mancino. Numero 5 Valsugana. bella schiacciata. Segniamo Da il posto punto. 2 ancora. Salutiamo i Saluti. tifosi. Perché giochi con te? Sì. No. Recuperiamo. Battuta del... Ciao. Gioca ancora. Corri l'attacco, Valsugana, non c'è tocco, non c'è inganno, punto piede Padova. E andiamo. Forza ragazzi. Vai Luca, dai 9 metri, attacco Mancino. E no! La palla si ferma sul nastro, No! punto numero 3. Per la Valsugana. Salutiamo anche la Barbara, mamma Barbara che è passata. Se va a pagare i debiti. Certo, noi lasciamo i debiti. Attenzione, vai, recupero di Zaramella. Palla di là. Grande attacco Valsugana di forza. Da un attacco ancora dai 9 metri in salto. Bella Grande difesa di ancora. Pesse. Vai ancora. No, non passa la rete. Attacco. Siamo stati fortunati che ha sorpassato la trave. Ancora un punto Valsugana che è lunga. 5, Siamo scusate. 5-1. Eccole. Forza ragazzi, giù, come prima. Difesa di Pesce. Ancora un punto Valsugana. E siamo al time out, primo time out in questo terzo set. Squadra di casa che Siamo ha partiti un po' spaesati. preso il largo, ma che Recupereremo, sì. per forza. Vai. Ah, siete stati ripresi. Si torna in campo, l'arbitro sta per fischiare. Nel frattempo i debiti sono stati saldati qui al bar. Tutto a posto? Grazie, grazie Barbara. E andiamo. Sereni perché sennò fa Esatto. Valsugana al servizio. Riprendiamo le impostazioni di prima. La formazione è quella di prima ed è rimasto Righetti in campo. Difesa di Pesce e attacco di Zaramella.
becca il muro, ma non è così. Forza. E passa ancora il pallonetto. È un cambio in regia. Entra Toffanini e esce con Pieta i due palleggiatori. Vai Davide. Forza Davide. Vai Emanuele. Ah, Emanuele, bravo. Scusate. Toffanini, sì. Vai Emanuele. Grande difesa ancora, bravi ragazzi. Anche questa è stata intercettata, questa. Grande attacco, Mancino. Sì, neanche l'abbiamo visto quasi. Poi i punti, siamo 8. È un cambio. Non c'è più l'aiuto di Mamma Chiara e quindi Certo. ci dimentichiamo noi. Vai Elia. E lì al posto di Zaramella, lì a Tescaro. Ancora una battuta insidiosa dai 9 metri. Battuta in salto. Capitano in campo Matteo Ruggero. Anche questo mi sembrava dentro comunque. Ma lei esce punto. Ma Tiene va palo, bene. forza ragazzi. Arbitro dice così e noi rispettiamo. Muro di Matteo Ruggero. voleva buggerarci col pallonetto, invece è stato intercettato e fatto punto. Di 52, metti le mani e andiamo. Punto numero 3. La spada bianconera. Servizio campo. Ringraziamo. Ah, bravi ragazzi, via. Grazie. Siamo organizzati bene con il servizio di pulizia a E campo. andiamo. Rompa. Sì, se toccò a muro. Tocca il muro, sì. Muro è fuori. Aggiorniamo i punti. Tocca il nastro, tocca il muro, Mamma mia. punto va a asciugare. Mi sono perso qua. Ecco qua. Scusate. Occhio alla ricezione ragazzi, occhio Giammi. 9-3. Righetti di ricezione. E c'è La recuperano con la palla. Bravo. Toffanini prende, pesce e fuori. E punto che ne parlano ancora. vai. Pallonetto, mani fuori. Mani fuori. E punto numero 4 per la Chiene Padova. Forza ragazzi. Vai. Vai Ferrero. Sebastian. Vai Sebastian Ferrero in battuta. Dai 9 metri. Attenzione. Grande difesa ancora. Grande ragazzi. Girata. E c'è fuori. L'attacco è lungo linea. 5. Punto numero 5. Chiene Padova. Forza ragazzi. Che attacco! Diagonale strettissimo, entro 3 metri. Complimenti. Complimenti. Che Complimenti. attacco che abbiamo visto. Complimenti. Bravo, sui 2 metri stretto. Esatto. Complimenti. Vai asciugare il servizio. Posizione. Toffanini dietro. Passa l'attacco centrale. Scusate, l'attacco in pipe. Sì. Si apre il muro. Punto numero 11. Vai il Sugana. Grande difesa ancora. Grande attacco!
Luca Righetti. Cosa? Da posto 4, tacco mancino. Segniamo il punto. 6. Forza ragazzi. Battuta. Vai Matteo. Matteo. Bella battuta di Matteo Ruggero. Attenzione. Fuori, non c'è tempo, non c'è inganno, punto tiene Padova. E andiamo, vai Fabio. Non si molla Ancora- mai, vero amico ancora Fabio? mai. Come dice amico Claudio, on fire. On fire. E in battuta ancora Matteo Ruggero. Forza Matteo. Bella battuta. Attenzione. Urla. Perché sennò... Ok. È stata una battuta impegnativa che ci ha disorientato anche la telecamera. Ecco, vai E allora siamo a 12. grande Bella difesa. difesa. Tocca il tetto. Punto ancora Valsugana. Io l'ho segnato, il tabellone è ancora fermo. 13, no? Siamo fuori. Ok. Aiuto, via. Esce l'attacco, punto ancora Valsugana. Ho toccato. Punto ancora Valsugana. Si chiude il cambio, torna Luca in regia. Tutto a posto? No? Sì, sì, Ok. ci siamo. Valsugana al servizio ancora. Cambio per il Valsugana. Fuori, esce la battuta, punto ancora che ne Padova. Forza ragazzi, non Dai. si molla mai. Vai Luca. Attacco mancino dai 9 metri, tiene Padova al servizio. Bella! E lì a Pescaro. Lì a mettere le mani, non si passa. Punto che ne Padova. Sì, Servizio ragazzi, campo. servizio campo, bravi ragazzi. Vai Luca dai 9 metri, tiene Padova al servizio. Vai. Forza ragazzi. Anche questo è una 7. Grazie amico Fabio. E ha spostato un po', non è stato un primo tempo diretto, ma una 7 spostata, quindi ha illuso sempre il Commento muro e è tecnico andato giù preciso. dritto. Grazie amico Fabio, grazie. Bene, vai Luca. Sì? Che succede? C'è un po'... Tutto a posto, si riparte.
Vai Luca Righetti, Bella bella, battuta. bella. Finta di contienda che sembrava che volesse schiacciare di seconda, passaggio a Luca Righetti e punto. Elia Toscano, scusa, sì, Righetti in seconda linea. attacco da posto 4 e andiamo ragazzi, non si molla mai. Eccola, Con una bella difesa, lavoro, attenzione. troppo basso. Usa le mani al muro, usa le mani al muro, bravo. Non si molla mai. 15-12. Andiamo ancora al servizio, vai ancora Luca. Luca Righetti in battuta. Cosa succede? Chiede il time out. Coach, ma sente il nostro fiato, sente il nostro fiato. Ci siamo ragazzi, bravi ragazzi. Così va bene, vero? Sì, Ancora un bel set. sì. Tanta Eravamo intensità. partiti un po' zoppicando, però poi Un po' di silenzio qui al Tichero, tutto esaurito anche questa sera. Questa è Coppa Veneto. Terza giornata per la nostra squadra, Tiene Padova under 17. Ricordo che sabato prossimo saremo ancora in diretta Coppa Veneto, giocheremo contro il CUS Venezia. altra Giocheremo bella partita importante e al Parantenore in casa impegnativa. Iuri e salutiamo. Ma pensiamo a questa partita. Vai Luca, Luca ancora in battuta. attacco mancino dai 9 metri. Non c'è tutto, a muro, tutto ancora, vero amico Fabio? Segniamo Grazie, 13, amico Fabio. 13 e ancora Luca in battuta. Vai Luca, Vai Luca Righetti. attacco mancino, ancora Bravo. Tiene Padova. Ah, peccato. Attacco vincente, vai Sugana. 16-13. Il muro ha sporcato un pochettino. Va bene, ci siamo, manca poco. La riflessione di Ruggero. Che c'era? Punto ancora, vai Sugana. Sì. Opposto quando va giù. Ancora Valciugana al servizio, l'aiuto da casa, amico Morris, Robert, amico Daniele. Vadi, andiamo. Attenzione, Ancora una grande difesa, si gioca ancora. Pescarò E Luca Pescaro. Da posto 4. Passa per le la mani seconda- del muro. Esatto, bravo. Vai Kevin Cim Melun al servizio. Forza ragazzi, on fire. Vai. Via. Si gioca ancora. Bel recupero di Kelvin. Muro. Grande muro ancora. Attenzione. Partono gli applausi Vai. per tutte e due le squadre, vero amico Fabio? Sì, ma soprattutto per noi però. Certo. Andiamo ragazzi, siamo qui per voi. Vai Kevin. Bene. di Kelvin, la palla è stata svirgolata. Vai Kevin.
E questa potremo anche... E andiamo, palla in campo e pedalare, come diceva mio nonno, andiamo. Attenzione. Grande difesa ancora. Di Ruggero e Pescaro, un bel attacco, ma attenzione, aia, Punto Valsugana è stato deviato. e non molla. 2 punti di vantaggio, doppio vantaggio per la squadra di casa. Occhio alla ricezione, è il momento, l'aiuto da casa, andiamo, anche di nonni. Sarà una battuta Al Lot. Lot, sì. Grazie. Ringraziamo l'opposto del Valsugana Anche. che ci ha fatto questo regalo. E andiamo al servizio, vai Ducati. Battuta mancina, viene Padova, al servizio. Dai 9 metri un cambio, doppio cambio, Valsugana. Ah, rientra il palleggio. Andiamo, vai amico Fabio, vai. Vai Luca. Attenzione. Attacco! Tra le mani, Sì. punto Valsugana. Doppio vantaggio ancora. Forza ragazzi, non si molla mai. Occhio alla ricezione, l'aiuto a casa, andiamo. Ricezione Righetti. Grande attacco B52, Ha tirato una bomba. non ci pensa 2 volte. I ragazzi E scarica. hanno usato. Andiamo. Hanno usato il muro. Matteo ha usato il muro Forza avversario ragazzi, per andiamo fare al il servizio punto. ancora. Vai Elia. Elia De Scala in battuta. Attenzione. Bella difesa. Ehi, belli, bravi comunque. Grande attacco ancora Valsugana. Si chiedono i ragazzi Servizio campo. servizio campo. Che ringraziamo. Bravi ragazzi. Tutto bene organizzato qui dal Ticchiero. È vero. L'anno scorso si giocava la Serie B nazionale. Eh, Si vede. sì. Andiamo. Però Occhio, ragazzi. noi ci stiamo Noi ci difendendo bene. Siamo a 2 punti soli, Attenzione. Fuori! Il Righetti è stato accorto a non... Vai Sebastian. cioè si stava andando a Sebastian prendere la Ferrero. palla in difesa, Andiamo. ma Dai 9 metri. l'ha lasciata Vai e Sebastian. ben bene. Occhio! Peccato. Passa l'attacco centrale. Che poi Vai non è- Sugana. 21-19. Valsugana al servizio. L'aiuto da casa. Andiamo, è il momento. Toccata, no. Non c'è tocco a muro. Peccato, era un bel attacco. Peccato. Punto 22-19. Valsugana. Trova il punto numero 22. Forza ragazzi. Bell'attacco il primo tempo che è uscito Esce fuori. di poco. Attenzione. Fuori. Esce la battuta. Punto tiene Padova. Forza ragazzi. Non si molla mai. Ruggero Matteo al servizio. Vai 52. Matteo, vai. Matteo. Tira un missile. Salutiamo la sorella Tira un Elisa che missile. ci segue dagli Stati Uniti. Vai. Ciao Elisa. Io saluto anche Alessandra che ci segue da Porto Alegre, Brasile. Eccolo qua il missile. Attenzione. Ancora una copertura. Ancora difesa. Palla. Ancora una copertura. Chi tocca ancora? Guarda, i ragazzi nostri. Ancora una copertura. Dai Righetti, Difesa. mannaggia.
Attenzione. Bello. Grande attacco Valsugana. Grande attacco, Che ma scambi. bravi anche i nostri ragazzi. Bravi anche Punto numero 23 anche per il la squadra di coach casa. Stellin fa gli applausi ai nostri ragazzi. Bravi ragazzi, testa, Ma- cuore, grinta e determinazione. Non si molla mai. Chiede qualcosa in più, ma secondo me abbiamo fatto molto. Bella ricezione Richetti. Vai Luca! Vai! Grande difesa ancora. Esce di poco l'attacco. Mannaggia. Bravi ragazzi. E siamo Sì. al match point. Match point. Ma bravi ragazzi, è mancato poco. Time out chiamato dal coach Stellin. Non si può mai dire mai, eh. Vabbè. Ci siamo ragazzi, testa, cuore, grinta, determinazione. On fire. DNA? Bianco-nero. Sempre. Forza ragazzi, questa è Coppa Veneto. Turno infrasettimanale per noi. Forza ragazzi, domani c'è scuola. Era amico Fabio. Esatto. E noi andiamo a lavorare. Per Anche, fortuna. anche Prestino anche. Vi aspettiamo sempre. Vai su gara del servizio. Match point. Non passa l'attacco. Questa volta la 7 non è Va stata una bene. 7. Valsugana che dice che il terzo set si conclude la partita. Comunque devo dire Ma che bravi ragazzi. bravi ragazzi. Valsugana che Non porta era a casa i 3 facile. punti. Ci siamo confrontati con una squadra che hanno scorso Complimenti ragazzi. militava nella Serie B nazionale. Certo. Quindi Complimenti ragazzi a tutte e bravi, due le squadre. bravi. Abbiamo assistito a una bella partita, Bella vero amico partita. Fabio? Sì, sì. Grandi scambi, grandi difese, Abbiamo chi perso, attacchi. ma siamo soddisfatti di questo. Testa, cuore, grinta, determinazione. Fabio vi saluta. Vi saluto e vi diamo appuntamento a sabato Sabato prossimo saremo ancora in diretta. Palantenore, ultima giornata di Coppa Veneto. Giocheremo contro il Puls Venezia. Noi ci saremo, vi aspettiamo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito da casa. Grazie di tutto. Grazie ai genitori, grazie ai ragazzi. E anche i nostri genitori sono contenti della prestazione Certo. dei nostri ragazzi. Bravi. Buona serata a tutti, buonanotte. Ci vediamo sabato. Grazie.